Beh, il bilancio è assolutamente positivo. Noi abbiamo dimostrato che la bonifica, se vogliamo, siamo capaci di interromperla. Questo era l'obiettivo che ci eravamo posto, quello di bloccare la bonifica e ci siamo riusciti per 3 giorni. Quindi siamo assolutamente contenti e soddisfatti del risultato ottenuto. Molto stanchi, ma soddisfatti. Questo è stato il primo passo di un percorso che sarà lungo, sappiamo tutti che sarà lungo. Studieremo altre modalità sempre volte al blocco della bonifica. Sicuramente c'è paura, anche perché Vicenza e in particolare l'area del Dalmolin è un contesto diverso da Aviano o altre zone o altre basi. Qua la base sarebbe esattamente all'interno della città, quindi qualsiasi incidente, qualsiasi errore ricade immediatamente sulla vita dei vicentini. Quindi la preoccupazione c'è assolutamente, c'è anche da parte nostra un sentimento di cordoglio per questi poveri ragazzi che sono morti, che comunque per noi abbiamo sempre detto che i militari americani per noi sono le prime vittime di una follia che in qualche modo anche loro subiscono. Ma noi non abbiamo assolutamente strumentalizzato nulla, noi chiediamo solo in maniera molto, molto chiara a Costa se lui può darci la certezza assoluta che cose del genere non succedano, non succederanno in futuro a Vicenza. Ecco, noi gli poniamo in maniera chiara questa domanda. Sono incidenti, come si diceva prima, che ultimamente continuano, sono sempre no, più ripetuti. Un mese fa c'è stato l'episodio di Belluno, in cui ricordo che lì la strage si è sfiorata perché si stavano per investire delle case. Ieri l'incidente di Aviano. Ecco, io penso che mi risponda Costa se lui può dare ai vicentini la certezza assoluta che queste cose non succederanno mai a Vicenza.